Eder, Mac, Pallister. 2 anni fa purtroppo mia sorella è stata trovata morta. Purtroppo le indagini sono partite subito come suicidio, non ho capito ancora il perché e non è stato dimostrato. E oggi è arrivata questa notizia della riesumazione e niente, io sinceramente l'aspettavo perché reputo che possa dare appunto delle risposte. Anche spero che la dottoressa Cattaneo sia in grado appunto di capire e spiegare bene anche i colpi che aveva sul viso, che invece per gli altri tecnici non sono rilevanti. Ovviamente tu non hai mai creduto al suicidio. Io non ho mai creduto e non credo tuttora. Io finché avrò un attimo di tempo proprio non di tempo, avrò possibilità, io andrò sempre avanti per sapere cosa sia successo. Auspico appunto di aver giustizia per mia sorella. Chi ha ucciso Liliana? Sinceramente non ho dei sospetti precisi, sono sicuro che qualcosa è successo, qualcuno abbia causato la morte di mia sorella. Lei, ribadisco nuovamente, non si è suicidata e quello che ribadisco nuovamente è che se avessi saputo prima anche il marito, quando gli avevo chiesto com'era, avevi litigato con Liliana, c'era qualcosa? No, mi ha detto sempre no. Invece le ultime sue affermazioni sono che l'ha vista che piangeva, che tremava a letto e non mi ha detto, è come se tua moglie piange e sta male, lei lascia stare là, e al mattino vai via, non fai niente. E allora io penso che qualcosa appunto sia successo. Se avessi saputo prima che lei era stata male, forse potevamo salvarla, forse. Come stava Liliana l'8 dicembre? Ma no, in nessuna maniera. L'ho vista proprio, era il giorno dopo San Nicolò, era non so, la festa dell'Annunziato, non ricordo bene, l'8 di dicembre mi sembra. E niente, aveva detto che si era appena fatto i capelli anche per le feste, così era a posto, Natale, Capodanno, era tutta tranquilla. Ha detto, non so ancora come passerò appunto il Natale, vedremo. Mi ha parlato che era d'accordo di portare mia figlia, che era sua nipote, portarla a Londra a fare uno stage d'inglese, così lei appunto potrà avere l'occasione di rivedere una sua cara amica che abitava a Trieste più di 40 anni fa, che dopo è andata là e si sono solo sentite via lettera e basta. E io ho chiesto, ma se vai con Veronica a Londra, e Sebastiano fa, no, lui rimane qua, ribadisco, aveva detto così. Con Claudio Sterpin ti senti quasi ogni giorno, quindi tu credi a lui? Ma io adesso ci credo, anche perché ho avuto moltissime prove proprio che poteva essere così, anche da parte proprio di Claudio, mentre quello che ha detto Sebastiano ha solo raccontato bugie avanti, sempre bugie che non hanno nessun riscontro. Io spero che venga adesso in tutti questi punti che ha richiesto il giudice per opporsi all'archiviazione, che venga appunto sviluppato anche tanti punti che lui affermava come certi, invece dopo li ha ricambiati nuovamente. Mia sorella era forte di carattere, ha sempre affrontato tanti problematiche familiari anche con i nostri genitori, mie personali, ha sempre aiutato, non si è mai tirata indietro. Anzi, quando lei aveva bisogno di qualcosa, mi ha chiesto, mi serve questo, mi aiuti, mi accompagni, non è che non mi abbia mai chiesto niente, e dubito che lei abbia avuto questa caduta emotiva come è stata spiegata, non credo mai più. E un'altra cosa ribadisco, che lei non ha mai voluto farsi cremare, un'altra cosa. Ma come, Sebastiano dice che il più grande desiderio che avesse Liliana fosse essere cremata e non era vero? A me non ha mai detto che volesse cremata. Andavamo ultimamente al cimitero da mio padre e mia madre e ha detto un giorno saremo anche noi qua. Ecco, non è che ha detto cremata, non voleva mai più. Ma come, Sebastiano... Sì, si era fatto promotore e più volte aveva ribadito che voleva essere cremata. Non è vero, non è vero. Gabriella, puoi scendere un attimo e spiegarci della fede? Dopo 2 anni di sue comparsate blaterate in TV, con molta fantasia,
dove dice, sai, la signora Gabriella, magari signora non mi ha mai detto per dire, Gabriella è scesa con gli occhi rossi, con gli occhi gonfi, saltellavano per casa come dei folletti a ricercare, sono venuti con l'inganno, con stratagemmi. Ma sa cosa le dico? Che il signor Sebastiano, dopo tanti anni di lavoro in nero come a Rotino, adesso è pronto, credo, con tutto quello che dice in TV, anzi parecchio audience ha creato, potrebbe fare delle buone fiction. Il Vendicatore smascherato, presto sui vostri teleschermi. Per quanto riguarda la fede, invece, lui non si deve permettere di dire ho trovato la fede con Gabriella nel cassetto del comodino di Liliana. Perché io lo dico pubblicamente che con lui non ho trovato nessuna fede nel cassetto di Liliana. Potrebbe dire invece cosa ha trovato con me nel cassetto di Liliana, oltre che la busta con i soldi. E da lui una cosa che secondo me è molto importante. Gli inquirenti naturalmente sono stati da me informati. E una cosa che voglio dire al signor Sebastiano, lo invito pubblicamente ad andare davanti agli inquirenti, ecco, e fare un confronto tra noi due. Sulla fede, sul cavo traino, sui soldi, sui suoi scatti d'ira, su tutto quello che a lui non torna. Sebastiano dice che Sergio era tossicodipendente, ma dopo la morte della figlia dovrebbe stare attento a fare certe accuse. Tutti a Roiano, dove abitavano prima, li conoscevano, andavano sempre in bici e litigavano, si gridavano di tutto anche per strada, altro che non hanno mai fatto liti e robe varie. Vergognoso. Eder vai in una rivendita di tabacchi di cui ti dirò il nome in privato a sentire dalle titolari come si comportava il signor Sebastiano nel loro locale. Tanto che una volta è stato buttato fuori dall'esercizio. E come si comportava con la signora Lilli. Sergio, sai qualcosa del contenuto di quel cassetto? Questo cassetto io penso, cioè non ho visto neanche io, ma era la figlia di mia cugina che mi fa, guarda qua, aveva trovato degli ori, dei gioielli. E difatti c'era un braccialetto, un orologio d'oro che avevo regalato a mia sorella 30 anni prima, e un anello, qualcosa, c'era anche la fede di mia mamma, un'altra collanina, e in quel momento, e dopo c'era stato anche un'altra agenda di Liliana, e in quel momento lui è entrato e ha detto no, quello non devi guardare là. Era arrabbiato, quello è il mio cassetto, lascia stare, e questa ragazza povera che lei ha lasciato, ma no, scusami, ha lasciato stare, lui ha chiuso il tutto e dopo siamo usciti, ecco. Eppure, da come parla Gabriella, sembra riferirsi a qualche cosa di ben preciso. Penso anche appunto a questa agenda che aveva altri codici, altre cose, e dove è finita non si sa, nessuno l'ha mai trovata, non ne ha parlato, specialmente Sebastiano. Non ha mai detto niente. Liliana, secondo te, potrebbe essersi realmente allontanata per diversi giorni senza contattare nessuno della famiglia? Io l'ho pensato anch'io, ma è impossibile, perché lei appunto, diciamo, aveva i suoi paletti, lei non usciva dalla giornata abitudinaria quale faceva sempre quelle cose, andava per la spesa, andava a trovare l'amica, veniva a trovare me, andavamo a bere il caffè, si trovava con mia moglie, con mia figlia, era sempre abitudinaria in tutto e dubito che lei appunto sia andata da qualcuno volontariamente e sia stata via 20 giorni. Purtroppo io sono sicuro proprio che lei sia morta quella mattina là, lo stesso giorno quando è uscita. Penso che poteva non essere contenta perché avrà capito che, o avrà già accennato qualcosa al marito, e lei avrà capito ormai che è finita, che è meglio che vada via. E difatti si vede la mattina dopo che esce, che porta via anche l'immondizia differenziata, che camminava tranquilla, proprio non è che scappasse. E anche quello mi chiedo, come mai il marito non ha detto che mancavano i sacchetti di immondizia, che di solito li portava via lui, quando usciva con l'automobile, li caricava, e dato che i bottini della differenziata erano distanti, li portava sempre lui, e invece ha lasciato tutto a casa. Questo è il punto che non riesco a capire. Sebastiano sapeva della relazione tra Liliana e Claudio Sterpin? Sono sicuro che lui sapeva tutto da molto tempo proprio, da molto tempo.
perché lui è sempre stato una persona, diciamo, sfuggente anche nel senso delle confidenze, del parlare, no? Non è che sia mai confidato con me, a parte qualche volta andiamo a mangiare questo o là fanno del buon pesce, non so, andremo in vacanza dall'altra parte, non è che abbia mai avuto ho avuto degli discorsi particolari con lui, ecco, non so, anche di una partita, della gara di Formula 1 ma indifferente. La mia cugina ha detto, mia cugina gli fa, se c'era un amante, e Sebastiano gli ha detto, se c'era uno se ne poteva parlare. Allora ci sono tante cose che io non capisco e vorrei che le spiegasse bene anche lui. Io sono sicuro che lui appunto ha saputo che mia sorella si frequentava con Claudio, e anche perché più di una volta io l'ho visto quando ero con mia sorella che capitava dove eravamo senza che lei lo avesse avvertito. Anche quando lei, mia sorella, si trovava con mia moglie e con mia figlia, erano in giro a bere il caffè, a mangiare il gelato in un negozio, lui capitava là di colpo con la sua bicicletta. Io sono sicuro che lui la controllava. Io semplicemente mi associo a quello che ha detto Sergio, parola per parola. Speriamo che questi esami possano dirci la verità di quello che è successo a Lily. Lei non poteva suicidarsi, soprattutto per come noi relazionavamo negli ultimi 2 mesi. Ecco. Era escluso che lei potesse pensare a un suicidio. Non abbiamo mai litigato. Motivo per cui quello che aspettiamo è sapere se è morta per violenza e soprattutto quando. Questa rianimazione ben venga. Secondo me lei non poteva rimanere viva per 3 settimane senza in qualche maniera farsi viva con me e con Sergio, appunto. Lei è morta, secondo noi, sicuramente il 14 di dicembre. Non abbiamo mai litigato. È stata conservata al freddo, non sotto zero ma al freddo, ed è stata esposta la notte tra il 4 e il 5 gennaio. Se era qui da prima l'avremmo trovata rovinata. Io spero ardentemente che una volta la scienza abbia fallito. Lei non può essere rimasta viva per 20 giorni senza avvertirci, se poteva farlo. Non abbiamo mai litigato. Altrimenti comunque avrebbe modificato il suo stato d'essere. Lei era con la colazione della mattina del 14 nello stomaco. Ecco, non ha fatto pipì, popò, niente, ma una colazione la mattina deve averla fatta lei. Il 26 gennaio ci sarà quindi finalmente la riesumazione del corpo di Liliana. Il giorno di Natale ci siamo sentiti con Katia Motta per gli auguri e lei mi ha detto che non ci sarebbe stata nessuna riesumazione. Io le ho detto scommettiamo che ci sarà, mi sa che quella scommessa l'ho vinta io. Non abbiamo mai litigato. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.